Indagate per il tentato omicidio del 22enne nella serata di follia in centro a Treviso. Il giovane resta gravissimo dopo il fendente alla gola con i cocci di bottiglia. Sullo sfondo l'abuso di droghe sintetiche come la chetamina. Era a terra nel sangue, abbiamo tentato di aiutarlo. Le parole della prima soccorritrice: mi sono fatta lanciare un asciugamano da una terrazza, una scena mai vista. La droga è un nemica, faremo controlli a tappeto anche nelle scuole, annuncia il sindaco, opposizione all'attacco, ci sono responsabilità politiche nel mirino, anche l'ULSS 2. Aperto oggi il nuovo dormitorio all'ex macello di Treviso, entrati i primi 14 ospiti, consegnato il secondo stralcio del progetto che prevede la trasformazione in asilo diurno. 5 colpi in abitazione in un solo pomeriggio, incubo ladri anche a Paese, in via Negrin, una famiglia derubata per la seconda volta in 2 settimane. Nel pomeriggio allo stadio di rugby di Casale i funerali del 21enne Samuele Lazzari, morto in moto con scio, tantissimi giovani, il dolore dei familiari, ora sei con la mamma, passeggia con lei, mano nella mano. Una lettera di scuse da Felice Maniero al sindaco di Campolongo a 34 anni dalla morte di Cristina Pavesi, la studentessa di Conegliano uccisa nell'assalto al treno a Vigonza, troppo tardi per la famiglia. Concluso il tour del PD tra i comuni veneti per denunciare gli effetti dei tagli del governo agli enti locali, tra i casi quello di Preganzio, almeno 200.000 euro, e intanto attaccano i Dem, si spendono soldi per il ponte di Messina. Domani sera alle 21 in diretta su Antena 3 il concerto delle voci alpine nella suggestiva cornice del Duomo di Oderzo, da Piccola canto di Natale a Signore delle Cime, i brani presentati e commentati dal celebre compositore Beppi De Marzi. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. In primo piano la serata di follia vissuta a Treviso. Ci sono 2 ragazzine indagate per il tentato omicidio di un 22enne che resta gravissimo. In prognosi riservata lo hanno aggredito con una bottiglia rotta di prosecco. In un primo momento una parte dei ragazzi del gruppo, prevalentemente i maschi, hanno avuto una discussione e una colluttazione con la vittima. Nel corso di questa colluttazione uno di loro in particolare lo ha colpito con un pugno al volto. Poi se ne sono andati e sono rimaste solo 2 ragazze. E la vittima ha sputato nella loro direzione e una di queste invece l'ha colpito con la bottiglia al collo, provocandogli delle lesioni che lo hanno messo in pericolo di vita. Sono quindi 2 le giovanissime sospettate del tentato omicidio di un 22enne di Santabona che resta molto grave, in prognosi riservata in terapia intensiva al Cafoncello di Treviso. Tra i sanitari prevale la fiducia, certo l'aggressione è stata violentissima. Una bottiglia di prosecco, pare. Lì. Un colpo netto al collo. Un colpo netto molto violento perché la ferita è profonda, perché ha provocato un'emorragia imponente, insomma è stato salvato con una certa difficoltà. A terra, tra i sanpietrini, i segni sono inequivocabili. Sangue e cocci di bottiglia raccontano sequenze folli, quelle vissute appunto tra via Castelmenardo e via Longhin, quando non sono nemmeno le 8 della sera. Siamo a pochi passi dal salotto buono della città. Il 22enne è a terra quando sul posto arrivano residenti, soccorritori, gli agenti delle volanti. È un fuggi-fuggi generale. Di giovedì sera alle 8, cioè nel senso aspettarsi una cosa del genere, cioè perché pensavo magari l'ambulanza per un signore che stava male, cioè di solito passano, insomma siamo in centro, e vedere una cosa del genere, gente che urla eccetera, poi sentire sangue, questo e quest'altro. Io a un certo punto ho detto poi io stanotte dormo in bar. Le indagini sono serratissime, pare che alla fine i ragazzi presenti sulla scena del crimine fossero circa una decina. Nel gruppo facevano parte sia maggiorenni che minorenni, quindi il fatto sarà anche oggetto anzi è già oggetto di indagini anche da parte della procura dei minorenni. Giovanissimi, per lo più sballati, pare fatti di chetamina acquistata nel pomeriggio da un ragazzo proveniente da Conegliano. Anche su questo si sta indagando, resta un alert specifico della procura. Sta purtroppo diffondendosi tra i giovani qui a Treviso un fenomeno di violenza, si stanno diffondendo fenomeni di violenza molto preoccupanti che hanno raggiunto sia per quanto riguarda la frequenza che per quanto riguarda la gravità, hanno raggiunto un livello veramente preoccupante. Era a terra nel sangue, abbiamo tentato di soccorrerlo. A parlare Erika Scattolin, titolare di un negozio e tra le prime a intervenire ieri sera.
Era a terra sotto la macchina che proprio non riusciva neanche a tenere gli occhi aperti, ce li aveva girati e completamente pieno di sangue, la faccia completamente, poi era disteso a terra, non riusciva neanche a tirar su. Io e mia mamma che abita qua, quindi gli abbiamo preso un asciugamano e abbiamo cercato di tenerlo su, ma c'era davvero troppo sangue per intervenire in qualche modo direttamente. Erika Scattolin, titolare di un negozio in Vicolo Rialto, è stata tra le prime a intervenire subito dopo l'aggressione shock tra via Castelmenardo e via Longhin. Stava raggiungendo la sua auto parcheggiata a pochi metri quando ha visto il giovane a terra. Erika non solo chiama i soccorsi, ma ha la prontezza di allertare la madre che abita in un appartamento vicino. Mi ha lanciato un asciugamano dalla terrazza perché non sapevamo davvero come agire. Per il resto, urla, schiamazzi, scene da Far West in pieno centro. Erano in più ragazzi, ma infatti è rimasta solo un'amica vicino e questo anche fa capire che si sono tutti dileguati e purtroppo... Cosa diceva questa amica? Era arrabbiatissima, poi ha visto un ragazzo in realtà e ha iniziato a inseguirlo, quindi io spero che siano riusciti ad arrivare a capire chi sia stato, insomma. Urla forti, come se veramente qualcuno si lamentasse, però non sapevo esattamente cosa fosse accaduto. Succede spesso? Qui, in questa zona sì. E questo è l'altro punto. Tra i residenti tanti dicono che la zona è mal frequentata e che ultimamente ci sono strani giri di droga. Sono stati chiamate le forze dell'ordine diverse volte, però è stato un po' sempre lasciato correre. C'erano ragazzi anche sotto stupefacenti, c'era un po' di tutto, ma è un pezzo, quindi sanno tutto. Chiedete voi più attenzione per questi giovani che cosa? Sicurezza perché Treviso è sempre stata una città molto sicura, adesso non lo è più. Come l'ho visto mi veniva da piangere proprio perché... Sì, sono cose che magari ho visto solo in un film e non speri di trovarle di sicuro mentre stai tornando a casa con la spesa, ecco. La droga è un nemico, faremo controlli a tappeto anche nelle scuole. A dirlo è il sindaco di Treviso Mario Conte, scosso dall'aggressione shock di ieri sera. Intanto l'opposizione all'attacco, ci sono responsabilità politiche. Già nelle prossime ore mi incontrerò con il questore proprio per pianificare delle azioni molto forti di contrasto alla diffusione di queste sostanze stupefacenti che nella migliore delle ipotesi ti bruciano il cervello, nella peggiori possono portare a situazioni molto più drammatiche come quelle che stiamo vivendo in queste ore. Annuncia la linea dura Mario Conte che in via Castelmenardo è arrivato non appena venuto a conoscenza dell'aggressione shock. Qui poco dopo l'accaduto è stato raggiunto anche da alcuni genitori dei ragazzini coinvolti. Nei loro occhi ha letto preoccupazione e un senso di impotenza. Ho visto delle persone per bene molto in difficoltà e come istituzioni abbiamo il dovere di essere al loro fianco nel cercare di accompagnare questi giovani in un percorso di recupero sociale. In questo caso parliamo di chetamina, che è una sostanza chimica devastante per le cellule del cervello e ripeto, nella migliore delle ipotesi ti brucia le cellule del cervello, nella peggiore abbiamo visto cosa sta succedendo. Trascorsa la notte con un'indagine tuttora in corso, il primo cittadino ribadisce un concetto. La droga per me è un nemico, non esiste differenza tra droghe leggere e droghe pesanti, la droga uccide, la droga fa male e da oggi ancora di più rispetto al passato sarà un elemento da contrastare e combattere. Quindi controlli a tappeto? Controlli a tappeto nelle piazze, nei luoghi di aggregazione dei giovani, nelle scuole, lo facciamo a tutela dei giovani. Per l'opposizione però le responsabilità politiche vanno approfondite. Stefano Pelloni chiama in causa non solo Casugana ma anche l'ULSS. Su questa situazione io penso dovranno interrogarsi profondamente i servizi sociali, la polizia locale e anche io penso i servizi di prevenzione dell'ULSS e quindi il dottor Benazzi, che da questo punto di vista forse dovrà anche spiegare quali sono i servizi che intende mettere in campo, perché le segnalazioni, le prime interviste che hanno fatto i genitori di questi ragazzi parlano appunto di situazioni di dipendenze che preoccupano sinceramente. Giovani troppo dissociati dalla realtà, spersonalizzati e senza punti di riferimento, anche perché spesso i genitori non sono un modello. Dopo l'episodio di violenza a Treviso, le parole dello psicologo e psicoterapeuta Mirko Casteller.
Siamo in presenza nuovamente del tema del senso della vita. Questi giovani non stanno nella realtà, stanno nell'irrealtà, vivono spesso molto tempo nei social e si crea una sorta di dissociazione rispetto a quelli che sono gli obiettivi della vita. Vivono anche molta depersonalizzazione, cioè si vedono fuori dei propri corpi, delle proprie menti, e come vivessero delle vite parallele. Le situazioni estreme come quelle che abbiamo sentito anche oggi, purtroppo per l'ennesima volta, sembra quasi che ormai ci stiamo abituando a questi fenomeni, a Treviso definiscono ancora una volta la necessità di intervento. Questi sono dei ragazzi che dopo il Covid sono cambiati non solo nelle relazioni sociali ma anche fisiologicamente. Se uno va a vedere la parte relativa all'ipotalamo in termini neurologici, i quindicenni di oggi hanno strutture fisiologiche diverse rispetto a quelli del passato. Sembra quasi che la reclusione in spazi stretti di quel periodo abbia modificato anche il comportamento aggressivo oltre che quello relazionale. Spesso i genitori che io vedo, li vedo anche in terapia, sono fratelli dei propri figli. Abbiamo madri o padri di 50 anni che sono identici ai figli che hanno 18 o 17 anni. Questa forma di edonismo, anche spesso estetico percepito, è deleterio, perché a quel punto il figlio, quando ha bisogno di punti di riferimento, padre e madre, li cerca nella società e non li cerca all'interno della propria famiglia. E se la società propone modelli forti come sono i gruppi aggressivi, quello rappresentano delle figure sostitutive del padre e della madre. E chiudiamo da questa ampia pagina dedicata ai fatti di violenza accaduti ieri sera in centro a Treviso. Parliamo di accoglienza delle persone in difficoltà senza fissa dimora, perché è aperto da oggi il nuovo dormitorio all'ex macello di Treviso. Lavori completati, ora consegnato il secondo stralcio del progetto che prevede la riqualificazione del capannone affinché diventi asilo diurno. Oggi intanto sono entrati 14 ospiti. Una grande aiuto, nessuno rimane lungo la strada, quindi abbiamo un dormitorio, c'è da mangiare, c'è tutto. È entrato questa mattina Barry, è uno dei 14 ospiti del dormitorio all'ex macello, costruito in tempi record in via Castello d'Amore. 5 figli lasciati in Nuova Guinea, qui in Italia per cercare un'opportunità. Ho dormito nella strada tante volte, ma adesso è tutto a posto, l'assistenza sociale e il comune si occupa, quindi non abbiamo più paura. Come lui, anche gli altri ospiti arrivano dal dormitorio di via Risorgimento, Palazzo Moretti. L'apertura di oggi rappresenta la conclusione del primo stralcio di lavori relativo all'asilo notturno. È un luogo di ripartenza sociale, ha dichiarato questa mattina con soddisfazione Lorenzo Marinese, presidente della cooperativa Nova Facility, cui è andata la gestione della struttura. Ospitiamo fragilità di tutti i tipi, rivela uno degli operatori, la maggior parte sono italiani. Tanti vecchi italiani, tanti stranieri. Ha dormito ovunque Barry e come lui tanti altri in stazione davanti all'ospedale, ci racconta, e poi alla comunità alloggio. Trasferiamo anche in un luogo allestito temporaneamente i 25 posti della mensa solidarietà, per cui chiudiamo completamente anche quello che una volta era il ristorante economico e spostiamo lì il servizio, che è aperto, lo ricordo, tutti i giorni a ora di pranzo, perché poi la sera invece lavoriamo in tandem, quindi c'è Caritas che apre la sua mensa. Restano attivi i 20 posti all'asilo notturno di via Pasubio. Tesarolo conferma l'intenzione della comunità di Sant'Egidio di aprire le porte del loro asilo notturno in caso le temperature andassero sotto lo zero. Qui potrebbero trovare posto tutti gli altri, il cui numero rimane però anche per l'amministrazione comunale di difficile quantificazione. Chi si trova in strada può trovarsi in strada o per fragilità importanti, quindi percorsi di vita pesanti, o perché banalmente nel circuito che è quello dei percorsi migratori si ritrova a non avere le basi per potersi garantire una soluzione abitativa di quelle congrue, quindi persone senza nessuna fragilità con un lavoro, come abbiamo già ribadito, e che magari si ritrovano temporaneamente in strada. Dopo i ritardi e le polemiche sul cantiere per la realizzazione della nuova stazione ferroviaria, nuovo incontro questa mattina tra il sindaco Conte e RFI. Sono stati messi in atto dei correttivi, ha detto il primo cittadino di Treviso, che consentono al cantiere di procedere a ritmi serrati, e stamane è stato comunicato che a partire dal mese di febbraio verranno raddoppiati gli uomini per finire i lavori entro dicembre 2025. Il recupero sul cronoprogramma permetterà, conclude il sindaco, di avere una nuova stazione per le Olimpiadi
di Milano Cortina, che vedranno Treviso come hub logistico. Ed ancora cronaca dalla provincia, la Marca nella morsa dei ladri. Ad essere preso di mira nel tardo pomeriggio di ieri il comune di Paese con l'ennesima raffica di colpi in abitazione in via Negrini, il caso di una famiglia derubata per la seconda volta in 2 settimane. La sicurezza, la tranquillità non c'è più. 2 furti in 15 giorni, amarezza e disperazione in via San Pio Negrina, a 2 passi dalla piazza di Paese. I ladri hanno colpito tra le 18 e le 18:45 approfittando di una breve assenza della padrona di casa. Hanno provato a forzare un paio di balconi, ma erano troppo chiusi, non sono riusciti e hanno sfondato l'oblò della cucina, e quindi ci hanno fatto il buco sulla cucina sostanzialmente. Poi in realtà non hanno portato via niente perché non c'era niente da portare via. Già, perché questa stessa villetta era stata presa di mira dai ladri appena 2 settimane fa, quando i malviventi avevano razziato anche altre 2 abitazioni nella stessa via. Proprio noi siamo stati colpiti anche la prima volta mia moglie era in casa e hanno arraffato velocemente un paio di cosette e poi sono scappati via. Non credo che siano le stesse persone, perché sono andati a rovistare esattamente negli stessi posti in cui hanno rovistato i primi, quindi mi sembra abbastanza improbabile. Praticamente a mani vuote, ma lasciandosi alle spalle la devastazione, i ladri sono scappati, facendo perdere le proprie tracce. Non appena rientrati, i proprietari hanno allertato i carabinieri, scoprendo così di non essere le uniche vittime della banda di predoni. Ci hanno messo 3/4 d'ora da quando li abbiamo chiamati, perché eravamo i quarti, la quarta casa qui a Paese, sì. E la precedente era in via Fratelli Cervi, non lo so, però eravamo la quarta casa attaccata. Ha interessato anche la Marca, il blitz dei carabinieri del NAS che a livello nazionale hanno portato avanti una campagna di controlli nel settore dei bed and breakfast per la verifica dei requisiti previsti dalla normativa. 28 le strutture controllate dai carabinieri nelle province di Treviso, Venezia e Belluno, 15 delle quali nella Marca. Riscontrate 3 irregolarità di natura amministrativa per difformità nei titoli autorizzativi e aumento della capacità ricettiva. Per queste violazioni le strutture sono state multate per 2.000 euro complessivi. Un violento incendio ha distrutto un fabbricato con all'interno una decina di imbarcazioni nel cantiere navale Molinas a Cervignano del Friuli. I danni superano, secondo una prima stima, i 500.000 euro. Abbiamo raccolto delle testimonianze, tra di loro ci sono anche 2 imprenditori dell'Opitergino che hanno visto il loro gommone da 15 metri acquistato in comproprietà letteralmente divorato dalle fiamme. Da oltre 12 ore i vigili del fuoco stanno operando all'interno di questo cantiere nautico dopo il violento incendio che ha distrutto quest'ala all'interno, come detto, di questo cantiere nautico. I danni sono ingenti, superano il centinaio di migliaia di euro. In corso chiaramente l'operazione di bonifica e messa in sicurezza. Sul posto anche personale di ARPA e FVG per i rilievi ambientali. Il fiume Ausa scorre a pochi metri dal punto in cui si è sviluppato l'incendio, da quanto è stato riferito, per fortuna molto contenuti. Incredulità da parte dei diportisti che hanno visto il groviglio di cenere e lamiere contorte di quel che resta delle loro imbarcazioni, e i vicini di casa che hanno udito prima un forte boato e poi le lingue di fuoco alzarsi in cielo che hanno illuminato a giorno Borgo Fornasir. Un forte boato, sì, sono le 3:30, non so, non ho visto. Sì, insomma, si è sentito bene. Dopo alle 6:30 ho tirato sulla tapparella e ho visto un fumo nero, ma tanto. Io mi chiamo Stradiotto Renzo, ce l'ho in comproprietà con quel signore lì che si chiama Pasquale Guido, maronese. Praticamente l'abbiamo messo qui quest'autunno, solo che queste cose qui non sono da prevedere, insomma. Proprietario di un gommone da 15 metri, e il primo anno che l'ho portato qua quest'anno per invernare, e la brutta notizia che mi è arrivata adesso che non è più niente. Il stabilimento, dopodiché non ero lì, sono venuto da loro qua. Pensava fosse il suo all'inizio? Ci hanno detto che era il nostro. Poi lei ha chiamato il titolare? No, ho dato solo il riferimento del telefono del titolare ai carabinieri che si arrangiassero loro. Danno gente? Sì, parecchio, poverino. Senta, la scena è apocalittica, possiamo dire. Purtroppo, guardate cosa è successo. Verso le 4 ho sentito un botto
po' troppo forte per essere... E sono uscito, sono andato lì e là ho visto pieno di fiamme grandi, alte, una colonna di fumo che fortunatamente invece di venire da questa parte è andata da là, quindi non ci ha invaso. Sul momento sono rientrato, ho preso il telefono, ho chiamato il 112, mi hanno passato i vigili e mi hanno detto che erano già stati allertati. Tantissimi giovani oggi pomeriggio allo stadio di rugby di Casale sul Sile per l'ultimo saluto a Simone Lazzari, 21 anni, morto in moto a Concio. La maglia firmata dai suoi compagni di squadra appoggiata sulla bara. In tanti hanno voluto salutare Samu, come lo chiamavano gli amici. Allo stadio di rugby di Casale sul Sile l'abbraccio della comunità, le lacrime di quanti lo hanno conosciuto, il dolore di papà Ennio e della sorella Veronica e di tutti i familiari. Il tuo sorriso ti portava ovunque e ti facevi voler bene dalla gente. È Ivan, il compagno della sorella, a parlare con le lacrime difficili da fermare. Samuele aveva perso la mamma quando lui era piccolino, ma di lei ricordava tutto, il suo profumo, il sorriso. So benissimo che ti verrà voglia di fare un giro in moto, magari di caricare anche mamma, ma forse questa volta è il caso che facciate semplicemente una passeggiata, mano nella mano, anche perché dicevi sempre che saresti stato lo zio migliore del mondo. Ecco, hai un grosso compito, tenere d'occhio tuo nipote. Il rugby, lo sport che amava tanto e che aveva praticato fino a quando un incidente in moto lo aveva costretto a lasciare. Ma in quel campo lui era rimasto per supportare la squadra. Il rugby Casale piange la scomparsa di Samuele, dice con un fil di voce il presidente. Samuele non era soltanto un giovane talento del nostro team, ma una persona speciale e con il suo entusiasmo, la sua determinazione e il suo sorriso ha saputo conquistare tutti noi. Era un esempio per i compagni, un punto di riferimento per i più giovani e un motivo di orgoglio per chi ha avuto il privilegio di allenarlo e accompagnarlo nel suo percorso sportivo e umano. Anche il sindaco Stefania Golisciani parla a Samuele e ai tanti giovani presenti in questo giorno di dolore. Non c'è un senso nella tua perdita, ma questa dura lezione di dolore a cui ci hai sottoposto potrebbe trasformare tutti noi. Per te e nel tuo ricordo potremo provare ad uscire dall'indifferenza. Perché la verità è che la partita della vita che tutti i ragazzi giovani come te giocano non è affare solo delle vostre famiglie, ma di tutta la comunità. Samuele amava le moto e da poco aveva acquistato la Daytona. Il 30 novembre in località Concio il terribile incidente. A terra è rimasto il suo casco e i segni sull'asfalto di una tragedia, l'ennesima della strada. Finisce la cerimonia, gli amici si stringono attorno alla famiglia, il campo si svuota, lo sguardo ancora verso Samu e a quel sorriso contagioso dei suoi 21 anni. Una lettera di scuse da Felice Maniero al sindaco di Campolongo Maggiore. A 34 anni dalla morte di Cristina Pavesi, la studentessa universitaria di Conegliano, uccisa a 22 anni nel corso dell'assalto al treno a Vigonza. Troppo tardi per la zia Michele e la famiglia. Ancora oggi non mi capacito di quel che è successo e non so darmi pace per la perdita di quella giovane vita. E anche se quella è stata l'unica volta in cui una pianificazione meticolosa è stata costretta a piegarsi tragicamente alla fatalità, ciò non mi esime dal sentirmi ancora oggi in colpa per quello che è successo. Queste parole di pentimento, scritte in una mail indirizzata al sindaco di Campolongo Maggiore, sono di Felice Maniero. L'ex boss della Mala del Brenta ha voluto esprimere il suo pentimento al suo paese d'origine, Campolongo Maggiore, e alla famiglia Pavesi. La lettera è stata consegnata al sindaco Mattia Gastaldi durante la terza giornata comunale della legalità, istituita il 13 dicembre per commemorare l'omicidio della giovane studentessa di Conegliano, uccisa nel 1990. Non sta a me decidere sulla veridicità o sulla bontà dello scritto. Credo però sia un segnale importante che diamo alla comunità, un segnale molto diverso di inversione di rotta, insomma,
quindi di una persona che, se effettivamente, sinceramente è pentita. Inimmaginabile e imperdonabile il dolore provocato e non posso che sentirmi vicino alla famiglia Pavesi. Continua nella lettera l'ex boss. Credo sia giusto ricordare per sempre Cristina Pavesi e giudico positivo che la mia casa sia stata intitolata alla sua memoria. Ma la famiglia Pavesi, tramite la zia Cristina, Michela Pavesi, sempre in prima linea nel portare avanti la memoria della nipote, non è disposta a raccogliere le scuse. Questa cosa arriva troppo tardi, non credo al pentimento e non lo perdono. Non allevia il dolore della famiglia, ma però dà un segnale importante a un territorio. Ed è anche un segnale importante in qualche maniera nel cercare di demolire quel mito mafioso che non esiste più. Linea alla regia, ora ci fermiamo per la pubblicità. A tra poco. Eccoci di nuovo in diretta con il TG di Treviso. Siamo alla politica con la spaccatura nel centrodestra. Il non voto di ieri in regione sul bilancio è un attacco politico preciso a Lega e Fratelli d'Italia, è un colpo mortale all'alleanza di centrodestra. Durissimo. Roberto Marcato, oggi ospite a Focus TG. I forzisti ribadiscono noi coerenti. Lo scontro è ormai totale. Per quanto mi riguarda è un solco incolmabile, non c'è nessuno spiraglio e è un atto gravissimo. Votare contro significa esercitare un'azione ostile nei confronti di una maggioranza. Non partecipare significa che su quel punto possiamo avere anche una visione diversa. Se sia davvero lo strappo definitivo lo dirà il tempo, forse anche a stretto giro. Di certo lo scontro tra Lega e Forza Italia in regione non ha mai assunto toni così caldi. Non che fosse una sorpresa il fatto che gli azzurri non avrebbero partecipato al voto per l'approvazione finale del bilancio, perché la guerra all'aumento dell'IRAP era già stata dichiarata. Ma quando si va al vedo le cose cambiano. La reazione del capogruppo di Lega e Liga a Palazzo Ferrofini è stata lapidaria. Non possiamo far finta di niente e quindi il vostro non partecipare al voto comunque è un allontanamento da quello che è l'alveo di questo gruppo, di questa maggioranza. Roberto Marcato aggiunge il carico da 90 nel mirino la capogruppo di Forza Italia Elisa Venturini. Lei nella sua dichiarazione dice: noi non abbiamo votato perché noi vogliamo dimostrare coerenza rispetto alle tasse e vicinanza alle imprese, facendo capire che la Lega e Fratelli d'Italia non sarebbero coerenti, saremmo noi il partito delle tasse e non saremmo vicini alle imprese. E questo è un attacco politico davvero sconsiderato. Ma i forzisti non ci stanno. In questi 4 anni abbiamo sempre votato a favore dei provvedimenti, l'abbiamo fatto sempre anche di recente con il DEFRE, che è il documento di programmazione, cioè quello che indica gli obiettivi di un'amministrazione regionale, perché noi condividiamo gli obiettivi e la visione che c'è della regione. Sullo specifico punto dell'aumento delle aliquote IRAP, quindi delle tasse per le aziende, noi abbiamo detto noi su questo abbiamo difficoltà a votarlo. Coerentemente con le nostre idee, ma anche col programma elettorale del 2020 che diceva nessuna nuova tassa per i veneti. Difficile però far cambiare idea al Carroccio sul futuro e ora tutti si chiedono cosa accadrà da domani a Palazzo Ferrofini e soprattutto alle regionali. Siamo all'alba di una campagna elettorale che dovremmo in teoria affrontare tutti insieme. Con questa presa di posizione drammatica si è dato un colpo mortale all'alleanza di centrodestra così come l'abbiamo vista fino ad oggi. L'impressione che si ha è che Forza Italia non veda l'ora di trovare l'occasione per smarcarsi. Allora smarcati del tutto, vai con il centro-sinistra, chiudiamo la partita e noi andremo per la nostra strada. Dichiarazioni roboanti ma nulla più, secondo gli azzurri, convinti che sia in regione che per le elezioni 2025 le cose non cambieranno. Siamo di centrodestra, non abbiamo niente a che fare con la sinistra, perché il fatto che si prenda posizione su un punto qualificante come quello dell'aumento delle tasse, che tra l'altro è un principio di centrodestra, più di così, e quindi di fatto lo vedremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Comunque, per quanto mi riguarda, continueremo a dialogare, a fare la nostra parte e a seguire le nostre politiche di centrodestra. Cosa certa è che nel momento in cui governi il Paese, governi a Roma, difficilmente è impossibile che in una regione ci sia una divisione. Ecco.
E si conclude la campagna del Partito Democratico Veneto per denunciare gli effetti prodotti dai tagli agli enti locali decisi dal governo Meloni. Si salteranno servizi, investimenti bloccati, dice il segretario Andrea Martella, mentre il governo spende soldi per il ponte di Messina. Abbiamo una manovra di bilancio fatta di solo tagli alla sanità, tagli agli enti locali, tagli alla scuola, nessun investimento per il lavoro. Tra i tagli previsti dalla manovra economica del governo Meloni c'è anche quello agli enti locali. Grandi o piccoli che siano, i comuni si troveranno di fronte alla scelta obbligata di aumentare le imposte o di tagliare i servizi. In entrambi i casi pagano i cittadini, sostiene il Partito Democratico Veneto, che ha chiamato così la propria campagna di informazione sugli effetti della politica governativa. Comporterà una diminuzione della qualità della vita nei comuni, perché aumenteranno le tasse locali, i trasporti, i servizi, l'assistenza, le mense, e verranno meno anche possibili investimenti pubblici che sono in corso, così come quegli interventi contro il dissesto idrogeologico, soprattutto in un momento come questo di grave crisi climatica. Il focus del Partito Democratico ha portato cifre e testimonianze di sindaci da tutto il Veneto. Ad esempio, tra tagli alla spesa corrente e aumenti obbligati, Vicenza avrà 12 milioni in meno nei prossimi 3 anni e i tagli alla spesa corrente rischiano di vanificare i progetti del PNRR. Nello stesso periodo, Preganziol perderà 200.000 euro, mettendo a rischio il sostegno alle famiglie in difficoltà. A Mira i tagli di 150.000 euro annui si accompagnano ad un ulteriore $500.000 di costi non coperti che metteranno in difficoltà i servizi abitativi e sociali. Ad Abano Terme un totale di 650.000 euro di tagli aumenterà le spese per le politiche abitative e l'assistenza agli indigenti. Mentre taglia ai comuni e l'affondo del PD, il governo spende in progetti discutibili. Al miliardo che viene speso per esempio per le rotte in Albania per portare i migranti in un centro che è vuoto, soldi dei cittadini italiani, oppure le risorse per il ponte sullo stretto di Messina, che oltre a essere molto rischioso anche dal punto di vista sismico non ha una certezza. Mi domando anche la Lega come faccia davvero, anche qui da noi, a sostenere questi tesi. Tagliamo i soldi ai comuni ma diamo i soldi al ponte sullo stretto di Messina. Ed ora le previsioni del tempo per il fine settimana curate dal generale Giancarlo Iannicelli. L'anticiclone atlantico, nonostante la stagione ci protegge naturalmente al limite, quindi lascia passare qualche sistema perturbato e dalla carta è evidente come nelle prossime ore un sistema perturbato non intenso, con caratteristiche non chiare, scorrerà su di noi e tenderà a provocare qualche fenomeno. Quindi prevediamo per domani, ma nelle primissime ore, una copertura del cielo e qualche precipitazione anche estesa, qualche millimetro di pioggia lo farà, ma tutto si risolverà prima di far giorno. Poi avremo una nuvolosità stratificata che ci accompagnerà e potrà intensificarsi addirittura in serata. Per domenica un miglioramento sensibile, quindi un cielo in teoria sereno, per quest'area umida però che affluisce tende a provocare nubi stratificate che coprono il cielo ma non danno effetto, e questa è la situazione che ci accompagnerà per quasi tutta la prossima settimana. I venti con questa situazione sono deboli, di direzione occidentale, quindi continuano ad affluire e continuerà a fluire aria umida. Le temperature, cielo coperto, quindi le minime sopra lo 0, 2-3 gradi, le massime intorno ai 5-6 gradi. Per quanto riguarda l'Alto Adriatico è previsto mosso. È tutto. E uno sguardo ora alla nostra programmazione, perché visto l'avvicinarsi del Natale, Antenna 3 trasmetterà in diretta domani sera a partire dalle 21 il concerto Natale con De Marzi nella suggestiva cornice addobbata a festa dal Duomo di Oderzo. A dirigere i cori delle voci alpine Claudio Provedella, accompagnato dalla fisarmonica di Davide Casagrande, canti d'autore da Piccola Canta di Natale a Signore delle Cime, presentati e commentati dal compositore Beppi De Marzi. Ed ora spazio alle notizie da Belluno e provincia. La cronaca in primo piano con l'indagine della Guardia di Finanza che ha portato a scoprire appropriazioni indebite di capitale per circa 400.000 euro da parte di un imprenditore bellunese che le ha sottratte alla sorella di cui era tutore legale.
È stato condannato a 3 anni di reclusione per peculato ai danni della sorella, della quale era tutore legale. Nei guai un imprenditore bellunese di 78 anni che, secondo quanto riportato dal Comando Provinciale delle Fiamme Gialle di Belluno, con l'aiuto della figlia, avvocato e protutrice della vittima, avrebbe gestito illecitamente e sconsideratamente il patrimonio della tutelata. La condanna risale allo scorso 11 dicembre, a seguito delle indagini condotte dalle Fiamme Gialle, incaricate nel 2019 di effettuare all'uomo il sequestro preventivo, ordinato dalla Procura e convalidato dal GIP, di immobili e proprietà finanziarie per 303.000 euro, tradotti nella confisca di 9 immobili tra appartamenti e garage, di cui 7 a Belluno e 2 a Treviso, e di 5.000 euro in liquidità. Dalle indagini è emersa la condotta sconsiderata e negligente dell'imprenditore, che si è dapprima appropriato di 350.000 euro spettanti alla sorella e derivanti dall'eredità del padre, ma anche arrivando a prelevare quasi 85.000 euro dal conto corrente della vittima, oltre alla vendita nel 2016 di un immobile a Belluno in comproprietà con la congiunta, adoperando l'intero ricavato per fini personali senza il versamento della dovuta spettanza. L'uomo ha quindi rifuso le somme che doveva allo Stato per i danni arrecati, nonché risarcito gli altri coeredi. Questa mattina il questore uscente di Belluno, Francesco Zerilli, ha incontrato la stampa per un bilancio del suo anno e mezzo in provincia. Sono stato molto felice di essere stato a capo della Polizia di Stato, della questura di questa provincia, e quindi vado via veramente orgoglioso di quello che è stato fatto. Breve ma intenso, così ha definito il periodo trascorso a capo della polizia bellunese il questore uscente Francesco Zerilli, che da lunedì prenderà servizio nel medesimo ruolo nel Vicentino. Il plauso di Zerilli è andato ai vari reparti della questura, dall'efficienza sempre tempestiva della squadra mobile al controllo capillare sul territorio esercitato dalle volanti, passando per tutti i reparti operativi contraddistinti da professionalità e impegno. Un bilancio positivo che in una provincia non particolarmente criminosa ha trovato massima espressione nell'intensa attività di prevenzione dei comportamenti criminosi a scapito delle fasce deboli, avvisi orali, ammonimenti e fogli di via a contrasto di fenomeni come la violenza di genere, stalking, truffe e bullismo. Tutti i crimini vanno combattuti, però ci sono alcune attività criminali che sono particolarmente odiose. Secondo me chi scatena la propria violenza e aggressività verso persone vulnerabili, donne, vecchi, bambini, fenomeni di bullismo verso i ragazzi, su queste cose dobbiamo avere tolleranza zero. Questo è un qualcosa su cui non dobbiamo abbassare l'attenzione. Poi ci sono altri fenomeni abbastanza transitori, però, per esempio i furti nelle abitazioni in certi periodi. È chiaro, dobbiamo anche lì stare molto attenti. Grande impegno è stato poi posto nel gettare le basi per la gestione della sicurezza durante l'evento olimpico del 2026. Ancora dal punto di vista organizzativo ci sono delle cose da fare. Noi abbiamo fatto tanto per appunto cercare di stradare le cose già, e possiamo dire già di essere a buon punto. E poi la nuova sede della questura presso l'ex caserma Fantuzzi. Ancora presto per determinare una tempistica, ma Zerilli assicura il progetto è in cantiere. Entro tempi ragionevolmente prossimi anche l'edificazione del nuovo commissariato di Cortina. Non sappiamo se lo avremo con certezza per l'inizio delle Olimpiadi, ma lo avremo. A succedere a Zerilli sarà, a partire da lunedì prossimo, Roberto Della Rocca, volto noto del bellunese, dove in passato ha ricoperto la carica di commissario e di capo della squadra mobile. Sarà lui a traghettare la provincia all'evento olimpico. Si presenterà da solo, lo vedrete subito. Veramente un dirigente di grandissima levatura, un'esperienza nell'attività di polizia enorme, e quindi sono molto felice che Roberto Della Rocca viene a prendere il mio posto. Ed ora in chiusura lo spazio dedicato ai presepi. È ripartita anche quest'anno in vista del Natale la rubrica dedicata alle vostre natività. Vi ricordiamo ancora una volta che basta inviarci dei video della durata di almeno 20 secondi realizzati tenendo il cellulare in orizzontale. Se vorrete potrete fare anche una breve descrizione del vostro presepe o registrare i vostri auguri. Il numero di WhatsApp al quale inviare
inviare i video è sempre lo stesso, lo vedete in sovraimpressione, specificate il vostro nome, cognome e comune di residenza. E questa sera quindi per la rubrica Il tuo presepe vediamo insieme le creazioni degli animatori della CR di Silvelle di Trebaseleghe, poi i presepi di Giuseppe Amadio di Giavera, di Alberto Ogniben di Vedelago e di Marco Zuin di Povegliano. È tutto, grazie per essere stati con noi, a tutti una buona serata. I vostri presepi. Pizza pies and carousels, the fountains and the wishing wells. Remember when we roamed in Italy?